Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ad Agrigento grosso incendio in una ditta di rifiuti a Ravanusa, il sindaco chiude le scuole e chiede ai cittadini di non uscire da casa. Sparatoria nel Ragusano, domenica di panico a Scicli, si fronteggiano albanesi e tunisini, 2 feriti, uno in gravi condizioni, la rissa per la spartizione del territorio. Agrigento, tragico destino di 2 fratelli vittime della strada, istruttore di tennis si schianta con lo scooter, morto nello stesso giorno a 10 anni di distanza dal fratello. Palermo, spunta un testimone dell'omicidio di Stefano Gaglio, resta in carcere il cognato, reo confesso. Messina, il porto si conferma uno dei più trafficati, numeri in crescita per i crocieristi che arrivano in città, c'è un appuntamento che affascina, l'Ave Maria di Schubert, che ogni giorno alle 12 in punto si diffonde in Piazza Duomo. Pantelleria, cercasi raccoglitori di capperi, non si trova manodopera per questo lavoro molto faticoso. Nell'isola c'è anche un piccolo museo dedicato a questa prelibatezza. Calcio, il Catania non va oltre uno scialbo 0-0 in casa col Sorrento. Etnei frenati da una lunga lista di indisponibili. Trapani pareggia con Altamura, quinta sconfitta consecutiva per il Siracusa. Serie B, dopo la vittoria sul Bari, il Palermo si concentra sul match di domani in Coppa Italia Udine. Inzaghi farà turnover. Bentrovati, vigili del fuoco al lavoro per un grosso incendio che è scoppiato nella zona industriale di Ravanusa, nell'azienda Ecoface che si occupa del trattamento di rifiuti anche speciali. Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute e sono ancora al lavoro per circoscrivere le fiamme. Il sindaco Salvatore Pitrola, che si è recato sul posto insieme alle forze dell'ordine, con un post su Facebook ha raccomandato a tutta la popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di sostare all'aperto nelle zone limitrofe. La tutela della salute in questo momento è priorità, scrive il Primo Cittadino, che in via precauzionale ha disposto anche la chiusura di tutte le scuole. E adesso andiamo a Scicli, nel Ragusano, dove è stata una domenica di panico, una lite è degenerata. Una lite è scoppiata tra gruppi di stranieri in pieno centro città, il bilancio è di 2 feriti, uno dei quali è in gravi condizioni ricoverato in ospedale e adesso c'è preoccupazione in città. Il sindaco chiede un incontro urgente in prefettura. Veronica Barbarino. 2 feriti, uno dei quali un 28enne albanese in condizioni gravissime, piantonato all'ospedale Baglieri di Modica. E questo l'esito della sparatoria avvenuta ieri dopo le 13:30 in centro a Scicli, mentre in città c'era ancora tanta gente in giro. A fronteggiarsi e rincorrersi da Largo Gramsci a Via Leardi, a pochi passi dalla frequentatissima Via Penna, 2 gruppi composti da albanesi e tunisini. Sul posto dapprima è intervenuta la polizia locale, allertata da alcuni passanti, poi i carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica. Sono loro che stanno mettendo assieme i tasselli di un episodio che ha scosso la città. Sui gravi fatti è intervenuto anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, con un post social. La nostra città merita serenità e convivenza pacifica, annunciando inoltre di chiedere con urgenza un incontro in prefettura per discutere e garantire maggiori controlli e sicurezza sul territorio. E adesso ad Agrigento, 2 fratelli morti in un incidente stradale nello stesso giorno, ma a distanza di 10 anni l'uno dall'altro. È stato un fine settimana di sangue ad Agrigento, ma le vittime della strada sono troppe in tutta Italia. Davide Sardo. Fine settimana di sangue sulle strade agrigentine. Un sabato segnato ieri mattina dalla morte di Vincenzo Zangali, 72 anni, investito mentre si trovava fermo in auto sul ciglio della strada. E in serata dal tragico incidente costato la vita a Marco Chiaramonti. La tragedia è avvenuta lungo il viale Emporium all'ingresso di San Leone. Chiaramonti, istruttore di tennis e padel molto conosciuto in città, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, forse a causa di una buca sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito contro il bordo della carreggiata, terminando la corsa tra arbusti e un muretto. L'impatto è stato violentissimo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un destino crudele per la famiglia Chiaramonti. In questo stesso giorno, il 21 settembre di 10 anni fa, a 36 anni, morì il fratello Gabriele in un incidente autonomo con l'auto a Porto Palo di Menfi.
Mentre Lecco piange le due ventunenni travolte da un'auto mentre andavano ad una festa di paese, si allungano le tragiche statistiche nazionali. 41 morti in Italia solo a settembre, 289 dall'inizio dell'anno. C'è un testimone oculare, un motociclista che ha assistito all'omicidio di lunedì scorso al centro di Palermo. L'assassino reo confesso resta in carcere. Manlio Viola. Non solo le telecamere di sicurezza e quelle del traffico, c'è anche un testimone oculare dell'omicidio di Stefano Gaglio, l'uomo di 39 anni assassinato lunedì scorso con 4 colpi di pistola alla schiena in pieno centro a Palermo. La vittima stava entrando nel magazzino della farmacia del Sacro Cuore per prendere servizio fra via Oberdan e piazza Principe di Camporreale. Il testimone invece stava parcheggiando e mentre cercava di mettere la moto sul cavalletto ha assistito all'azione decisa e fulminea dell'assassino reo confesso Giuseppe Cangemi, che estraeva la pistola, sparava a Gaglio, rimetteva l'arma in tasca per poi prendere lo scooter e fuggire. È stato lui, il testimone, a entrare in farmacia correndo per dare l'allarme. Gli investigatori poi hanno raccolto anche la testimonianza del portiere di uno stabile vicino che non ha assistito al delitto ma ha visto Cangemi aggirarsi in zona già poco prima delle 8:30 ed ha sentito gli spari intorno alle 9. L'assassino reo confesso resta in carcere mentre la difesa ha chiesto invece la scarcerazione e l'affido in una struttura sanitaria per i problemi mentali di Cangemi. Ma per il GIP la storia sarebbe da ricondurre invece alle liti per la casa di famiglia di via Nicolò Cervello alla Calza e non a un raptus legato alla schizofrenia. Infine, indagini in corso sulla pistola. Cangemi dice di averla trovata in un cestino dei rifiuti mentre lo stava svuotando, ma per gli inquirenti questa versione è poco credibile. Pestarono ferocemente un ambulante disabile per rubargli lo smartphone. Sono stati arrestati 2 giovanissimi appartenenti ad una baby gang di Trabia nel Palermitano. Sentiamo Emanuela Corsi. Era stato pestato a sangue da un gruppo di ragazzini che gli provocarono la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. Un episodio di ingiustificata violenza avvenuto lo scorso marzo che lasciò sgomenta l'intera comunità di Trabia, nel Palermitano, anche perché la vittima, un venditore ambulante originario del Bangladesh, è disabile. 2 componenti della gang, composta da 5 ragazzi, sono stati arrestati dai carabinieri di Termini Imerese per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Hanno 16 e 17 anni. E su disposizione del Tribunale per i minorenni sono stati condotti al Malaspina di Palermo. Per lo stesso episodio, poche settimane fa, era stato arrestato anche un 19enne posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. La violenza era avvenuta vicino alla stazione di Trabia. Il gruppo aveva preso di mira il povero ambulante, pestato a sangue con calci e pugni al volto e derubato del cellulare. Decisiva per la ricostruzione delle fasi dell'aggressione è stata l'analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nel comune che hanno consentito l'individuazione e l'identificazione dei giovani. Una storia che ha commosso tutti, anche i militari del reparto territoriale di Termini Imerese e della stazione di Trabia, che hanno organizzato una colletta e regalato un nuovo telefonino all'uomo per consentirgli di tornare a comunicare con i propri familiari rimasti nel paese d'origine. La Sicilia si mobilita per Gaza. Quella di oggi sarà una giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base con adesioni a tappeto di tante categorie di lavoratori, a cominciare dalle scuole e dai trasporti. Si scenderà in piazza a Palermo, Catania, Messina, Ragusa, insomma in diverse città dell'isola in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumut Flotilla. Le manifestazioni un po' ovunque inizieranno tra poco a partire dalle 10. A Catania verranno abbattuti i silos del porto, da 10 anni oggetto di un'imponente azione di street art. Sentiamo Luca Ciliberti. I silos del porto di Catania verranno abbattuti e così cambierà lo skyline della grande infrastruttura. Io da ragazzino mi ricordo che ci sono stati sempre questi silos, togliendoli non so. Secondo me no, perché sono cose antiche, cose tradizionali, cioè cose del porto, e secondo me no. No, quello non si toccano. Perché? È perché è un simbolo del porto. A livello coreografico, nì. Forse come visuale, sì. Ni perché? Nì perché da quando sono stati fatti
i disegni potrebbe avere un impatto visivo positivo. Scade la concessione demaniale e la società Granari Siciliani non ha intenzione di rinnovarla perché alla luce dei trend del traffico e visto gli ingenti lavori di manutenzione a causa dell'invecchiamento, la ditta preferisce abbattere le strutture. I lavori verranno eseguiti in 112 giorni. La notizia ha generato un dibattito in città tra chi pensa che si tratti di un conglomerato industriale di basso valore e tra chi invece ne sottolinea il valore artistico e la presenza di numerose opere di street art di pregio. I privati non hanno più intenzione di mantenerla e vabbè, ci sta, nessuno può obbligarli. Il comune dovrebbe valutare, ma valutare credo io sentendo la città, e se questa è considerata davvero un'opera d'arte, ripeto, non da noi ma dagli esperti, perché il comune non se ne fa carico? A Catania, aggredito l'autista dell'autobus sul quale viaggiava colpendolo con schiaffi e pugni. Gli agenti hanno trovato il bus di linea fermo in via Quicella con l'autista ferito agli zigomi e a una spalla. L'uomo violento è stato bloccato e denunciato, ha ammesso di aver avuto una lite con l'autista che a suo dire avrebbe risposto in modo poco garbato a una passeggera. Il Comune di Catania e la MTS si costituiranno parte civile nel procedimento giudiziario, mentre il sindaco Trantino e tutta l'amministrazione comunale esprimono piena vicinanza e solidarietà all'autista. Domenica il lungomare di Catania si è trasformato in una palestra a cielo aperto, un modo per allontanare i più piccoli dai telefonini e dire no alla dipendenza da schermo. La giornata è stata inserita nel programma nazionale di Sport City Day. Sentiamo Eva Spampinato. Abbiamo portato i bambini per fare un'esperienza un po' all'aria aperta, fare delle attività diverse, magari sport che ancora non hanno mai provato. Sport, aria aperta, zero traffico e tanto sole. Una giornata caldissima ha accompagnato il ritorno del Lungomare Fest, che oggi si è arricchito della presenza delle attività dello Sport City Day, che coinvolge 150 città italiane. Di palestra a cielo aperto in tutta Italia e la nostra mission è quella di stimolare le persone a fare movimento e ad abbandonare la sedentarietà. Quest'anno stiamo anche dedicando l'evento a un messaggio di pace contro le guerre e comunque Catania è stata sempre una delle città pilota. L'obiettivo è quello di far scoprire ai propri piccoli, anche grazie alla collaborazione del CONI siciliano e delle associazioni del territorio, quanto è bello muoversi e quanto è più sano un pallone rispetto allo schermo di un cellulare. I bambini giocano, si divertono, come facevamo una volta. Quanto sia importante vivere l'aria aperta e vivere la percezione e la dimensione del corpo in libertà, senza nessuno strumento che distragga. Con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzini non solo i sport tradizionali, ma anche sport meno noti, no? Facciamo bocce, tamburelli, badminton. Un'occasione per riscoprire il mare, lo sport, il piacere di stare insieme, lasciando il digitale a casa, almeno per un giorno o per mezza giornata. I nostri genitori, nella mia generazione, faticavano a farci rientrare a casa quando andavamo sotto nei cortili, negli lavatori salesiani. Oggi fatichiamo noi genitori a farli uscire questi nostri figli. Il porto di Messina si conferma uno dei più trafficati, numeri in crescita anche per i prossimi anni, come testimoniato durante la Fiera Internazionale di Amburgo. E per i croceristi che arrivano in città c'è un appuntamento che nessuno vuole perdere. Vediamo quale con Francesco Triolo. L'Ave Maria di Schubert ogni giorno alle 12 in punto dà il benvenuto a turisti e croceristi che affollano Piazza Duomo a Messina. L'orologio astronomico del campanile è considerato il più grande e complesso al mondo. Qui tutti col naso all'insù, telefonino in mano. Sono migliaia i turisti che arrivano in città con le grandi navi e il porto dello Stretto tra settembre ed ottobre registrerà il più alto numero di attracchi di grandi navi dell'anno. Un porto in crescita, come testimoniato dai numeri. Messina nel 2025 farà registrare 253 scali con un incremento rispetto all'anno precedente dell'11,5% per un totale di passeggeri calcolati a pieno carico di oltre 770.000, il 25% in più rispetto al 2024. E quest'anno la città dello Stretto dovrebbe assestarsi fra il sesto e il settimo porto a livello nazionale per crociere. Il trend dei numeri del crocierismo sullo Stretto è in crescita e le previsioni sono positive anche per i prossimi anni, come testimoniato durante la Sea Trade Europe, la fiera internazionale che si tiene ogni anno ad Amburgo, irrinunciabile per gli addetti del settore.
E adesso a Pantelleria, dove a rischio c'è la raccolta dei capperi per mancanza di manodopera. Laura Spanò. I capperi di Pantelleria sono tra i prodotti più pregiati della gastronomia italiana, noti in tutto il mondo per il loro aroma intenso e inconfondibile. La produzione di questo piccolo bocciolo però rischia di ridursi drasticamente a causa della mancanza di manodopera. Anche quest'anno c'è stato l'allarme per trovare raccoglitori tra giugno e agosto. È un problema che affligge l'isola ormai da decine di anni, da quando c'è stato un cambio culturale e sociale, cioè da quando la famiglia contadina pantesca di fatto non esiste più. E anche meccanicamente, come è stata meccanizzata ad esempio la vendemmia dell'uva in Emilia Romagna, in tante altre parti, ecco, è impossibile. La raccolta dei capperi è un lavoro faticoso e poco attrattivo per i giovani e senza raccoglitori disponibili il rischio è quello di vedere andare perduta una tradizione secolare oltre a un'eccellenza che da sempre caratterizza l'identità di Pantelleria. Estremamente impegnativa, per cui magari a parità di retribuzione si trovano lavori più semplici. La conseguenza è che una parte del raccolto rischia di restare appesa alla pianta, con inevitabili danni economici per le aziende e un impatto diretto sulla disponibilità futura di capperi certificati IGP. E sull'isola da tempo, grazie alla lungimiranza di Gabriele Lasagna, è nato anche un piccolo museo che celebra questo bocciolo e che rappresenta una fonte di reddito fondamentale per la comunità locale. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ad Agrigento è stato ricordato Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia 35 anni fa e proclamato beato, un autentico testimone dei valori della nostra Repubblica, lo ha definito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un eroe che non piegò mai la testa, ha detto la Premier Meloni. Davide Sardo. Era il 21 settembre del 1990, una mattina come tante, poco prima delle 9, Rosario Livatino lasciava la sua casa di Canicattì per raggiungere il Tribunale di Agrigento. Non arrivò mai. Lungo la statale il giudice ragazzino cadde sotto i colpi dei killer mafiosi mentre tentava una disperata fuga nei campi. A 35 anni da quell'agguato Agrigento rinnova la memoria. Sul luogo del sacrificio, poco fuori città, deposte corone di fiori per onorare la figura di un magistrato che ha pagato con la vita la fedeltà al dovere e alla legalità. È importante mantenere il ricordo perché solo trasmettendolo anche a quelli che non hanno vissuto quell'epoca, che non c'erano, si può sollecitare ad impegnarci tutti, non solo operatori della giustizia, ma amministratori, enti locali, lo Stato, tutti, Parlamento. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Rosario Livatino sottolineando il suo esempio di rigore, coraggio e umanità nella giustizia e invita tutti a rinnovare l'impegno contro la criminalità e a difesa della dignità della persona. E la Premier Giorgia Meloni ricorda Livatino come un eroe che non piegò mai la testa e invita le nuove generazioni a proseguire nella lotta contro le mafie. E c'è stata una grande giornata di donazione di sangue in tutta la Sicilia, ce lo racconta Tonino De Mano. Dal sangue versato di Rosario Livatino al sangue donato, con una domenica straordinaria di raccolta dal titolo Dona sangue salva una vita, promossa dalla regione siciliana e realizzata in collaborazione con le aziende sanitarie dell'isola. 3 le date, non casuali: 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, 19 luglio, strage di Via D'Amelio e 21 settembre, uccisione del giudice ragazzino. Al Policlinico di Catania di buon mattino è tempo di donazioni, sempre più preziose in un periodo critico, con la carenza di sangue che rischia di compromettere persino terapie salvavita. Un talassemico senza le trasfusioni non ce la farebbe e ha necessità ogni 15 giorni per tutta la vita. Catania maglia nera, perché? Bisognerebbe chiederlo ai nostri concittadini, dobbiamo fare molto di più per sensibilizzarli partendo già dalle nuove generazioni. A salvare la Sicilia ci pensano Ragusa ed Enna. Sì, sono loro le province che ci supportano e sono tra le province che raccolgono di più. Ragusa è una
un'eccellenza a livello internazionale. Le scorte sono in forte calo e a rischio ci sono le cure dei pazienti talassemici, oncologici, politraumatizzati e persone in attesa di interventi complessi. Per fortuna in questo caso c'è chi dà una mano concreta. Lei è un record man delle donazioni, addirittura 130 donazioni in 11 anni. Sì, diciamo che in 11 anni è un record. Persone che li fanno in una vita, io l'ho fatto in 11 anni. E donare fa bene alla salute. Fa bene all'organismo perché il midollo viene stimolato e viene rigenerato anche tutto il sangue. I donatori avranno accesso ai controlli sanitari gratuiti come l'elettrocardiogramma annuale e porteranno con sé la consapevolezza di poter salvare una vita. Adesso andiamo avanti, parliamo di un libro su Totò Schillaci che è stato scritto dalla figlia a un anno esatto alla morte del padre. Sentiamo Marco Gullà. Gli occhi sono identici a quelli del padre, lo sguardo, le emozioni, gli ultimi sussulti vissuti purtroppo in un letto di ospedale. Jessica Schillaci, figlia del grande Totò, racconta in un libro il rapporto straordinario che aveva con il padre. Solo io posso scrivere di te. Questo il titolo dell'esordio letterario della Schillaci che ha presentato il suo libro, non riuscendo a trattenere l'emozione. Per chi gli ha voluto bene, per chi lo conosceva, per chi tifava per lui. E qui ci sono degli aneddoti e comunque c'è una parte familiare e una parte di vita sua che nessuno conosce e che non ha mai conosciuto fino all'ultimo. Anche c'è una bella cosa che racconto su Rigore che non ha mai tirato. Notti magiche, inseguendo gol. Scorrono i gol di Schillaci, pagine e pagine sull'uomo Totò. È un libro d'amore, sicuramente, ma è un libro che contiene tutto. Contiene l'allegria, contiene il ricordo dell'infanzia, contiene l'amarezza e la paura della malattia. È stato anche il momento più brutto di Totò, il momento della fine, che però in realtà poi durante la lettura si legge comunque qualcosa sempre in positivo. Ho voluto trasmettere dei temi importanti, uno di questi è quello di perseguire i propri sogni, i propri obiettivi per raggiungere ciò che ci piace fare, perché la vita così appare più bella e più soddisfacente. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, dopo il pareggio, lo 0-0 ottenuto con il Sorrento, adesso il Catania è atteso da 2 trasferte insidiose a Trapani e a Cerignola. Marco Carli. Inoffensivi, privi di reazione, incapaci di scardinare una difesa, quella del Sorrento, che è apparsa un muro insormontabile. Se non si può vincere meglio non perdere, diceva un vecchio adagio, però è veramente troppo poco quello che il Catania ha fatto vedere al Massimino. Vogliamo gente che lotta, urla la Nord a fine partita, un refrain già ascoltato in questi anni, tutti nel mirino, tecnico compreso. Dopo l'ottimo avvio questa decisa flessione era in attesa, incidono anche i tanti infortunati o acciaccati a cui per la partita con i campani si è aggiunto anche Donnarumma. Ha un'infiammazione al tendine, non l'abbiamo voluto rischiare. In questo momento ci dobbiamo prendere meno rischi e trovare più soluzioni. Le condizioni degli indisponibili sono date in miglioramento, anche se nessuno dovrebbe esserci per Trapani. Il solo Donnarumma potrebbe riaffacciarsi anche in campo, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni. Della partita c'è poco da raccontare e anche questo, a ben guardare, rappresenta una delusione. Alla fine a rischiare di più è stato il Catania. Dini ha parato il rigore di Dursi. Per i rossazzurri, in mezzo a vari tentativi, alcune volte velleitari, un solo vero intervento per il portiere ospite su tiro di Ditacchio. Potevi fare meglio sicuramente negli ultimi 16 metri, dove ti è mancato il guizzo, ti è mancato la giocata, sfruttare meglio la palla inattiva, riempire meglio l'area dove i nostri trequartisti a volte non ragionano da attaccanti. E il guizzo, non solo quello aggiungiamo, va ritrovato presto. Le trasferte di Trapani e Cerignola sono il primo crocevia di una stagione partita bene e che adesso appare già in salita. Con il pareggio di Altamura, quinto risultato utile per il Trapani, Siracusa sconfitto a Crotone, fermo a 0 punti in classifica. Sergio Colosi.
Per Trapani e Siracusa giornata nel segno del numero 5. I Granata, imbattuti con il pari di Altamura, portano a 5 risultati utili. Dopo Crotone invece diventano 5 le sconfitte del Siracusa, sempre ultimo a 0 punti. Tra scelte e infortuni, turnover per il Trapani in vantaggio da Altamura prima del riposo con Vasquez. Granata poco cinici in contropiede. Rosafio di sinistro pareggia e nel finale Altamura sprecone con Ortisi e Silletti. È stata una partita abbastanza equilibrata, dove poi comunque abbiamo avuto noi la possibilità di fare il 2-1, ha avuto anche l'Altamura, quindi in virtù degli episodi ritengo un pareggio giusto che ci può stare. Se fossimo stati magari un po' più attenti nel gestire la fine della gara magari potevamo anche fare bottino pieno, però noi giocato una buona squadra organizzata, una squadra che propone un bel calcio, quindi sicuramente venire a fare punti ad Altamura non è semplice. Mercoledì sera il derby al provinciale contro il Catania. A Crotone ancora una sconfitta, la quinta per il Siracusa. Farroni tiene in partita gli azzurri fino ai gol nella ripresa di Carnielutti e Gomez. Tra mercoledì e domenica prossimi doppio turno al De Simone contro Potenza e Cosenza. Dopo la vittoria sul Bari, il Palermo si concentra sul match di domani in Coppa Italia. Udine, Inzaghi farà turnover in vista anche del campionato. Marco Gullà. In 5 partite, compresa la sfida di Coppa Italia a Cremona, il Palermo ha subito un solo gol, un unico dato per evidenziare il vero punto di forza dei rosanero. E poi i gol segnati. Il Palermo nelle 3 vittorie ottenute ha sempre fatto 2 reti, un altro certificato di solidità. A sbloccare un match difficile come quello contro il Bari è stato il francese Ledoiron, jolly di Pippo Inzaghi, determinante come pochi. È stata una serata fantastica per la squadra e per i tifosi rosanero. Aspettavo questo gol ed è arrivato proprio stasera. Sono felice di aver aiutato i miei compagni a vincere. Sono contento anche per Claudio Gomez, che è riuscito a segnare la seconda rete. È stata una grande emozione. I tifosi rosanero sono fantastici. Segnare qui al Barbera è sempre magico e spero che questo possa essere il primo gol di una lunga serie. Rosanero già a lavoro per la partita di martedì a Udine in Coppa Italia. La banda di Inzaghi non vuole stonare nemmeno contro un avversario di Serie A che ieri sera ha perso 0-3 contro il Milan. Probabile che possa scattare la prima convocazione per Beresischi, arrivato ufficialmente ieri. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona giornata.